Si chiude un anno che ha regalato gioia e dolori ai tifosi veneti. I campionati 2012-2013 si sono conclusi con due promozioni, quella diretta del Verona nella massima serie e quella attraverso i play-off del Venezia nella prima divisione di Lega Pro, dove ha ritrovato il Vicenza invece retrocesso dalla serie cadetta. Alle due promozioni aggiungiamo anche la salvezza del Cittadella, che ha raggiunto l'obiettivo prefissato e che ora affronta per il sesto anno consecutivo la Serie B. Ma conti alla mano è stato invece un anno negativo per le due padovane rimaste in Serie B, un anno solare che per entrambe passerà agli annali come l'anno in cui tra girone di ritorno del campionato scorso e quello di andata, tuttora in corso, è stato conquistato un numero esiguo di punti. 21 quelli raccolti nella seconda parte dell'ultima stagione da entrambe. Qui sono da aggiungere per il Padova soli 18 punti conquistati tra Marcolin e Mutti e invece altri 21 per i Granata. Alla consueta girandola di giocatori e di allenatori, 4 i mister che si sono avvicendati sulla panchina biancoscudata da Colomba a Pea e da Marcolin a Mutti, nel 2013 si aggiunge per il Padova anche il cambio di società. Dopo 10 anni si conclude infatti l'era Cestaro, che passa il testimone a Diego Pennocchio, con sommo dispiacere da parte dei tifosi che sognavano un patron padovano e che invece, dopo un presidente vicentino, devono accettarne uno bresciano con minori possibilità economiche. E le gioie si mescolano ai dolori anche per i tifosi veronesi. Da un lato sorprende positivamente l'Hellas Verona di mister Mandorlini, che da neopromossa conclude il 2013 occupando saldamente il sesto posto della massima serie, a sole 2 lunghezze dalla quinta e a più 4 rispetto alla settima posizione. Dall'altro lato il Chievo, che dopo aver provveduto al cambio della panchina tra Sannino e Corini, è in lotta per la salvezza con 15 punti. E se in serie cadetta c'è poco da stare allegri con entrambe le squadre che salutano il 2013 dalle zone calde della classifica, dopo aver manifestato diverse amnesie difensive, nonché difficoltà nel concretizzare le azioni create e a volte anche a far gioco, in prima divisione di Lega Pro le cose vanno meglio al Vicenza, che sta ottenendo buoni risultati sul campo, malgrado le difficoltà economiche che ormai si trascinano da anni, ma soprattutto al Venezia. Decisamente positivo è stato il 2013 per la società lagunare, che chiude l'anno occupando i quartieri alti della classifica, in una posizione che va ben al di là delle aspettative iniziali di una neopromossa, che per di più rispetto alla stagione precedente ha cambiato molti giocatori. Ora la squadra lagunare, senza fare follie, ritoccherà ogni reparto per provare fino in fondo a concretizzare il sogno di conquistare la terza promozione in altrettanti campionati.